Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori e ai nostri spettatori che ci seguono sul web. Poche settimane fa la Banca d'Italia ha ospitato un convegno che ha illustrato i risultati del primo censimento nazionale sull'educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-2014. Il dato che emerge è che gli italiani sanno poco di finanza e che nel nostro paese scarseggia, se non addirittura è completamente assente, l'educazione finanziaria. Ebbene, un articolo del Sole 24 Ore di qualche settimana fa metteva in luce la classifica dei paesi meno informati, diciamo così. L'Italia si trova proprio verso gli ultimi posti, al penultimo posto, solamente davanti alla Colombia. E così ci si ritrova a sapere poco o nulla di quelli che possono essere i prestiti, magari anche agevolati o addirittura a fondo perduto. Insomma, in Italia c'è poca educazione finanziaria, tant'è vero che qualcuno ha anche pensato di inserirla come materia scolastica. Noi da oggi, con questo nuovo appuntamento di informazione finanziaria, Soldi e Finanza, cos'è cambiato, non vogliamo certo sostituirci agli insegnanti, ma cercheremo di spiegare a chi ci segue che cosa significa finanze. Lo faremo con degli esperti che si metteranno a disposizione per dare qualche consiglio che si spera utile. Ben ritrovati quindi ai nostri radioascoltatori e ai nostri spettatori che ci seguono sul web con il primo appuntamento con l'informazione finanziaria. Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Parliamo subito di un tema che interessa molte famiglie, in particolare i giovani che hanno sempre più voglia di indipendenza, di andare ad acquistare una casa propria, dove andare a vivere e appunto a formarsi una famiglia. Non sempre però questi ragazzi riescono perché complice sicuramente anche la carenza di denaro dovuta agli anni di studio, c'è appunto mancanza di liquidità. Cosa si fa in questi casi? Il più delle volte si va in banca a chiedere un mutuo. Ebbene, proprio di questo parleremo oggi con un esperto, Pierpaolo De Pazzi. Buongiorno Salve, Nelly, ben ritrovato buongiorno Pierpaolo. A tutti i radioascoltatori di Radio Veneto 1. Che è direttore della filiale di Preganziol di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Ebbene, cercheremo di dare qualche informazione utile per riuscire a destreggiarsi meglio in questo mondo così complicato per noi umani, possiamo dire così, direttore? Possiamo dire. Dei mutui. Partiamo subito dalle differenze, dalle tipologie di mutuo che noi possiamo trovare quando entriamo dentro ad una filiale per chiedere informazioni. Certamente, bene, i mutui si dividono sostanzialmente in due grandi categorie, mutui di tipo ipotecario e mutui di tipo chirografario. Mutuo di tipo ipotecario è tipico dei mutui per l'acquisto della casa, appunto mutui fondiari ipotecari, che permettono per l'importo, per la dimensione del mutuo, per la tipologia di operazione, di poter ottenere come finanziamento una cifra importante rapportata al valore dell'immobile, spalmata su un periodo molto lungo, proprio per permettere l'acquisto della prima casa sostanzialmente, ma anche eventualmente anche di altre operazioni. I mutui invece di tipo quindi ipotecari vuol dire con una garanzia forte di tipo ipotecario, quindi un'ipoteca sul bene. Mentre i mutui di tipo chirografario sono mutui dove la garanzia è la mia firma, chiro, la firma, quindi io sono garante di me stesso, del finanziamento che sottoscrivo, e servono sostanzialmente per acquistare beni di consumo per importi inferiori, l'acquisto dell'auto piuttosto che i mobili o finanziamenti appunto di entità più contenuta e per periodi più brevi. Quindi, se non ho capito male, io nel momento in cui chiedo il mutuo per la casa, subito dopo mi servono anche i soldi per acquistare l'arredamento. In questo caso devo chiedere un mutuo. Diciamo che per acquistare la casa la caratteristica è definito il valore dell'immobile che io devo acquistare,
quindi diciamo 100.000 euro il valore di un bene, un mutuo ipotecario di questo tipo permette di ottenere un finanziamento fino all'80% di questo valore, quindi posso chiedere fino a 80.000 euro, 20.000 li devo avere di tasca mia. Poi se devo acquistare successivamente per esempio i mobili, chiaramente se gli 80 mi servono per acquistare la casa, devo sottoscrivere un altro finanziamento appunto di entità normalmente inferiore per acquistare i beni come i mobili o altre cose insomma legate alla casa, all'arredamento, cose di questo tipo. Domanda da $1 milione, immagino che moltissimi ragazzi, moltissime coppie già gliel'abbiano fatta, meglio un mutuo fisso o un mutuo a tasso variabile? È proprio una domanda da $1 milione. Diciamo che la caratteristica sostanziale di differenza tra queste due tipologie di mutuo è che un mutuo a tasso variabile, come dice la parola, è un mutuo che nel tempo può cambiare perché è parametrato a un valore che cambia l'Euribor, quindi la rata che io andrò a pagare per quel mutuo nel tempo può cambiare. Un mutuo a tasso fisso invece è un mutuo che stabilita una rata, quella rata è valida per tutta la durata del finanziamento. Diciamo che tendenzialmente un mutuo a tasso variabile in questo momento è un mutuo che costa di meno, ha un valore più basso, il mutuo a tasso fisso costa un po' di più. È chiaro che scegliere un mutuo a tasso variabile parto dal presupposto che prima o poi questo tasso cambierà e quindi la rata potrà cambiare. Nel mutuo a tasso fisso invece non cambiando sono tendenzialmente un po' più prudenziale, la rata è quella, sarà valida per tutta la durata del mutuo e quindi mi dà in un certo senso una maggior tranquillità. È una domanda da $1 milione perché effettivamente molto dipende da come la persona che va a fare il mutuo approccia questa problematica, quindi è molto personale. Diciamo il mutuo a tasso variabile in questo momento costa un po' di meno rispetto a un mutuo a tasso fisso. Lei ha introdotto qualche termine che è sconosciuto, per noi sembra arabo, Euribor, spread, ma ci può dare un aiuto? Spread è una parola che è suonata un po' dura, troppo, un po' difficile. Forse, soprattutto diciamo che anni. Il mutuo a tasso variabile parte da un parametro di riferimento che si chiama Euribor. Che cos'è l'Euribor? È un tasso di mercato, un tasso interbancario, il costo del denaro nel sistema bancario. A questo parametro viene aggiunto uno spread. Lo spread possiamo dire che è quel margine per la banca nell'operazione. Oggi l'Euribor è addirittura negativo, va sommato allo spread, si calcola in questo modo il tasso. Lo spread resterà sempre lo stesso per tutta la durata, cambierà l'Euribor, quindi tasso variabile in questi termini. Il mutuo a tasso fisso invece ha un parametro diverso, si chiama IRS, è un parametro diciamo così che definisce un costo del denaro nel lungo termine e quindi è un parametro che tendenzialmente costa un po' di più del mutuo a tasso variabile e quindi resterà per il nostro sottoscrittore di mutuo sempre lo stesso per tutta la durata nel momento in cui avrà sottoscritto il mutuo. Quindi se voglio essere più tranquillo sicuramente un tasso fisso diciamo mi che agevola. Il tasso fisso dà una maggior tranquillità nel tempo proprio perché essendo fisso manterrà in questo modo la rata fissa sempre la stessa per tutta la durata del finanziamento. Un suggerimento, faccio parte, sono l'altra metà, l'altro 50% di una coppietta che si appresta ad accendere un mutuo, si dice così, vero direttore? Qual è la mia rata migliore? Come faccio a capire qual è la rata migliore per me, per la nostra famiglia, per la coppia? Questo è un elemento molto importante nel momento in cui si sottoscrive un mutuo, perché si dice che la rata non può superare un terzo di quelli che sono i redditi dei soggetti che fanno il mutuo. Per cui se io ho uno stipendio di 1.000 euro, tu hai uno stipendio di 1.000 euro, facciamo il mutuo insieme, quindi abbiamo 2.000 euro a disposizione, la nostra rata non potrà superare i 600 euro, più o meno 650 euro. Questo per dare la tranquillità a chi sottoscrive il mutuo nel tempo di essere in grado di sostenere questa rata e di pagarla sempre con tranquillità. E quindi va parametrata ai nostri redditi. Chiaro che qualche volta, soprattutto come dicevi tu, per i ragazzi giovani che iniziano a lavorare, lavori un po' precari, per cui la difficoltà di avere la tranquillità in questo senso, qualche volta questo potrebbe non bastare e allora si cercano o si chiedono altre garanzie, magari di un genitore o di qualcuno che può sostenere con la propria garanzia
questo impegno che i ragazzi o le persone che fanno il mutuo vanno a sostenere in quel momento lì. Quali altre spese ci sono? Cioè, nel momento in cui la banca mi ha dato l'ok per fornirmi il denaro necessario per l'acquisto di questa mia casa, quali altre spese devo sostenere? Allora, abbiamo detto che il mutuo deve rapportarsi al valore del bene. Quindi c'è un immobile a cui viene dato un valore. Questo valore viene definito da una perizia. Quindi la perizia dirà che il nostro immobile che dobbiamo comprare vale 100.000 euro. Quindi questa perizia viene fatta da un soggetto, diciamo così, che abbia che possa formalizzare ufficialmente questo valore. Questa perizia è il primo costo che si sostiene, un costo di qualche centinaio di euro, tra i 250 e 300 euro, un costo ragionevole per una perizia su un immobile di queste dimensioni, ed è il primo costo che dobbiamo sostenere. Poi la banca ci deve lavorare sopra, perché deve chiaramente fare tutte le proprie ricerche, l'accesso alle banche dati, le verifiche sul reddito, quindi quelle che vengono chiamate spese di istruttoria. Le spese di istruttoria sono anche in questo caso rapportate poi all'importo del mutuo che viene concesso. E queste sono le due spese iniziali. Che deve sostenere la coppia. Diciamo che sono l'elemento fondamentale poi per poter avere la certezza che quel mutuo è un mutuo che si può concedere come banca verso i richiedenti. Nella prima parte, quindi si parte da questo tipo di spese. Poi chiaramente il tasso abbiamo visto che determina, diciamo così, la rata. Questa rata viene pagata nel tempo, anche nel pagare la rata c'è un piccolo costo ogni pagamento di rata. E poi l'altro costo importante è quello che viene stabilito obbligatorio come assicurazione sul bene che noi andiamo ad acquistare e di conseguenza ad accendere il mutuo. E quindi c'è una componente di costo assicurativo. L'immobile deve essere assicurato per i rischi di incendio e scoppio, proprio perché deve garantire nel tempo la sua esistenza, diciamo. Assicurazione così. Che è obbligatoria questa? Questa è un'assicurazione obbligatoria, è un'assicurazione che deve essere fatta nel momento in cui si stipula un mutuo. Direttore, ipotizziamo che però dopo accendo il mutuo, va tutto bene, dopo un po' di anni mi accorgo che il mio tasso variabile non è più conveniente. Con il mio fidanzato, con mio marito, ormai diventato marito, decidiamo di cambiare. Possiamo chiedere alla nostra banca di cambiare mutuo? Sì, i mutui prima casa hanno la caratteristica che possono essere rinegoziati. Rinegoziati vuol dire che se quella domanda da $1 milione l'abbiamo sbagliata e dovevamo scegliere un tasso rispetto all'altro, possiamo tornare in banca, ragionevolmente instaurare un colloquio con la banca e fare una valutazione se possiamo sostenere un mutuo con una forma diversa, quindi trasformare il mio mutuo da un mutuo a tasso variabile a tasso fisso o viceversa. Quindi questa cosa è possibile. Che si chiama ritrattazione. Rinegoziazione. Non sono abbastanza preparata, direttore. Non serve tornare dal notaio, perché abbiamo dimenticato un altro elemento importante. Essendo un mutuo ipotecario, quello sulla casa, anche il notaio poi è un costo per diciamo così, sottoscrivere quel mutuo, certo. Perché l'ipoteca va effettuata poi da un notaio. Quindi non servirà a ritornare nuovamente in questo dal notaio. caso qui quello della rinegoziazione non serve, per le persone fisiche non serve tornare dal notaio. Direttore, purtroppo la vita ci può riservare anche tante sorprese. Io le sto ipotizzando tutte perché cerchiamo di dare più informazioni possibili ai nostri radioascoltatori e ai nostri spettatori sul web, che possono sicuramente essere interessati, certo, magari per loro o per i propri figli. Se per motivi di salute non riuscissi più a pagare una rata del mutuo, cosa succede? Come mi posso eventualmente tutelare? Certo, ci sono varie possibilità. Anche in questo caso viene data la possibilità, ragionevolmente, in caso di difficoltà, poter ottenere anche per un certo periodo di tempo, 6 mesi, 12 mesi, una sospensione del pagamento delle rate, proprio per permettere di recuperare, diciamo, una situazione economico-finanziaria personale che ci permetta con tranquillità di affrontare poi il pagamento costante delle rate. E quindi questo è un primo passo. Altrimenti
c'è comunque la possibilità oggi di sottoscrivere anche in questo caso un prodotto assicurativo che a scelta della persona che fa il mutuo può permettere di assicurare i rischi che ahimè nella vita umana ci sono, del rischio morte, quindi il fatto che qualcuno poi possa appunto morire, ha sottoscritto il mutuo, quindi per garantire gli eredi, oppure anche delle coperture assicurative nel caso in cui si dice venga meno il posto di lavoro, venga meno la capacità reddituale, che ahimè può succedere, può soprattutto succedere nell'ultimo periodo. Certamente, quindi una copertura di tipo assicurativa che non è obbligatoria, ma va valutata con il proprio consulente. La banca qui deve fare un lavoro molto importante per far capire e comprendere bene al cliente questo aspetto qui, e poi sarà la persona che sottoscriverà il mutuo a ragionevolmente avere la necessità e prendere la decisione di sottoscrivere una copertura assicurativa di questo tipo, che per un periodo di tempo, dipende dal tipo di polizza, anche qui 6, 12, 24 mesi, potrà sostenere il pagamento della rata. Dottor De Pazzi, abbiamo parlato di sfortune, e se fossi invece così super fortunato da vincere il Super Enalotto e mi ritrovo che ho una liquidità, una discreta somma di liquidità, e quindi posso pensare di estinguerlo il mutuo in anticipo? Certamente, intanto molto bene per la fortuna. E è chiaro che se vengo in possesso di una cifra importante o anche comunque di una cifra inferiore anche all'importo del mutuo, qualunque essa sia, io posso estinguere completamente il mutuo in qualunque momento. I mutui prima casa non prevedono penali di estinzione anticipata, quindi se il mio debito è 80.000 euro e ho 80.000 euro a disposizione, posso chiudere il mutuo senza nessuna spesa, ma se ho un mutuo di 80.000 euro e ho a disposizione 50.000 euro, con quei 50.000 euro posso decurtare l'importo del mio mutuo, che diventerà quindi di 30.000, e continuare a pagare una rata su 30.000 euro. Quindi Anche gli interessi su quei 30.000 euro. Gli interessi su quei 30.000 euro come erano stati pattuiti inizialmente. E in caso riuscissi ad estinguerlo tutto per intero, pagherò naturalmente solo il capitale. Pagherò il debito residuo esattamente del capitale in quel momento, nel giorno in cui andrò ad estinguere il mutuo. Penso che siamo riusciti a dire in 10 minuti, un quarto d'ora. Io non ho tenuto conto del tempo, ma delle cose molto molto interessanti. Naturalmente bene. Questo lo lasciamo poi stabilire ai nostri radioascoltatori, ai nostri telespettatori via web. Noi ringraziamo tantissimo il direttore della filiale di Preganziol di Centrobanca Banca Credito Cooperativo, Pier Paolo De Pazzi, per questa consulenza, definiamola così, per questa pagina informativa a livello finanziario. Siamo un po' meno, siamo un po' più acculturati in tema di finanza da quest'oggi, grazie al dottor De Pazzi. Grazie quindi al dottor De Pazzi. Noi naturalmente torneremo la prossima settimana, sempre con Soldi e Finanza, cosa è cambiato, e cercheremo di affrontare altri argomenti che possono essere di sicuro interesse per le famiglie, ma anche per le aziende. Arrivederci.